L'associazione consumatori Adico torna a contestare le sanzioni inviate dalla Regione Veneto per il pagamento in ritardo del bollo auto del 2008. Secondo l'associazione sarebbero arrivate fuori tempo massimo, ossia oltre i 3 anni di tempo previsti dalla legge, e si tratta di ben 23.000 multe. L'ufficio legale dell'Adico ritiene che non si debbano pagare, ma che purtroppo non si possa fare molto per chi ha già provveduto a saldare. Dal canto suo, la Regione Veneto nega che ci siano stati ritardi nell'invio delle lettere. L'assessore al bilancio Roberto Ciambetti ha spiegato che con il passaggio delle competenze sul bollo auto alle regioni è stato necessario organizzare l'archivio dei dati ricevuti dallo Stato e ci è voluto del tempo per mettere a regime la macchina regionale. Ma le sanzioni sono state spedite entro il 21 dicembre del 2011. L'Adico invece sostiene che fa fede la data di arrivo e non di spedizione, e trattandosi del periodo clou dell'anno per le poste italiane, ossia le festività natalizie, le multe sono arrivate nel 2012. Il reato, come si suol dire, è dunque prescritto, secondo l'Associazione dei consumatori, che chiede alla Regione di restituire il denaro di chi ha pagato erroneamente, magari andando a conguaglio con quanto verrà chiesto per gli anni successivi al 2008. E il braccio di ferro continua.